Eccoci con il sindaco Maria Teresa Senatore, sindaco uscente. Si dice sempre che ha una marcia in più verso il voto, il sindaco uscente. Lei pensa che sia così anche questa volta? Ma vede, anche questa volta io credo che la marcia in più ce l'abbia sempre chi ha più voglia di lavorare. Noi abbiamo dimostrato di aver lavorato tanto, di essere stata una squadra coesa che è stata mantenuta nei 5 anni senza cambiamenti e credo che i cittadini ci riconosceranno quello che abbiamo fatto. Lei è stata la terza in ordine di tempo a presentarsi al pubblico delle 3 coalizioni che hanno anche dei partiti all'interno. Perciò ho avuto il vantaggio di sentire gli avversari, diciamo. Chi teme di più? Ma guardi, intanto non è una questione di sentire gli avversari perché non abbiamo bisogno di fare confronti. Noi abbiamo semplicemente elaborato il nostro programma, ma non è questione di temere, è questione di fare un confronto democratico e decideranno i cittadini. Sì, allora non per far polemica, ma l'altra parte del centro-destra ha detto che è stata una delusione. Lei si sente di smentire tale affermazione? Io credo che ogni partito abbia il diritto democraticamente di fare le sue scelte e penso che abbiano fatto le loro scelte. Allora, lei ha toccato in pratica un po' tutti i temi nella presentazione. Io volevo fare solo 2 domandine che non sono state toccate. Uno è sull'ufficio postale di Sumaga che ho letto sulla stampa oggi, sembra che per fine settembre sia ripresa. Certamente sì. E lei conferma? Sì, ho avuto modo di incontrare il dirigente nazionale che ha rapporti con gli enti locali a Mestre nella sede di Poste Italiane, ho avuto ampissime rassicurazioni, tra l'altro mi ha richiamata anche recentemente per dirmi che i tempi di apertura erano proprio questi. Sì, perché... Io credo che chi alla fine dà l'indicazione esatta per proseguire negli iter amministrativi siano coloro che sono deputati a proseguire gli iter amministrativi, quindi i comuni e gli enti superiori. Il rapporto con Poste Italiane è assolutamente molto buono, il dirigente è stato assolutamente molto gentile sia nel corso dell'incontro e anche molto puntuale nella comunicazione successiva, quindi credo di essere assolutamente fiduciosa che a fine settembre sia tutto in ordine. I danni che ha provocato l'esplosione erano danni importanti perché sono andati a interferire nei cablaggi interni, quindi non si trattava solo di una rottura, chiamiamola così, dello sportello, ma si trattava proprio di un danno al cablaggio interno, quindi danni importanti che ovviamente hanno dei tempi di sistemazione. Sì, le ho fatto questa domanda perché in Consiglio Comunale nelle comunicazioni non si era dato un termine temporale, adesso siamo tutti rassicurati. Adesso ce l'abbiamo, sì, ovviamente. Io vorrei che nessuno si dimenticasse che il periodo Covid ha interessato anche le attività delle pubbliche amministrazioni, perché le imprese non hanno lavorato neanche per le pubbliche amministrazioni. Quindi il Covid, oltre ad averci visto in prima fila nel sostegno dei cittadini e nell'aiuto a tutti i cittadini, nella messa in pratica delle disposizioni normative, ha anche rallentato moltissime opere. Ha rallentato anche ovviamente anche le opere di sistemazione dello sportello postale di Sumaga. Ricordo che l'esplosione è avvenuta attorno, se non sbaglio, al 20 di maggio, quindi credo esattamente il 20 di maggio. Ovviamente i tempi necessari per la messa in sicurezza sono quelli dell'incarico alla ditta e quelli della preparazione del progetto. Credo che fine settembre possa dare una risposta definitiva al problema. Allora, visto che ha nominato il Covid, è apparso su Facebook una decina di giorni fa da parte di un capolista avversario, diciamo, che ci sono 4 o 8 positivi a Francescon, cosa che io non ho letto da nessuna parte. A me non risulta, io ragiono sui dati che mi arrivano dall'ASL e i dati che mi arrivano dall'ASL sono quelli che ho anche comunicato. Noi abbiamo attualmente 4 positivi a Portogruaro, 2 di questi sono un ritorno dalla Sardegna e gli altri 2 sono 2 persone, una ovviamente il ritorno in Sardegna dovrebbero essere asintomatici, ma io non posso
per ovviamente ragioni di privacy, domandare lo stato di salute. Gli altri sono ugualmente 2 persone, ma non ritengo che nessuna di queste sia Perciò grave. notizia infondata. No, le dico, io non ho notizia di questo, quindi credo che qualcuno, se ha notizia, avrebbe fatto bene come minimo a comunicarla al sindaco. Nel periodo di lockdown ci sono state 6 manifestazioni in piazza, le prime 3 non dovrebbero essere state autorizzate. Lei sa dirci, siccome me l'hanno chiesto, se le manifestazioni delle mascherine tricolori erano tutte a norma? Io credo che la polizia e il commissariato abbia sempre controllato quanto succedeva. Sono certa che abbiano rispettato quanto indicato, che polizia e commissariato, i carabinieri, chiunque fosse presente, abbia verificato la rispondenza alle norme. In ogni caso bisogna chiedere a loro. Ultimissima domanda, ballottaggio. Lei non l'ha toccato e ha detto vuol vincere al primo colpo, perciò si esclude così il ballottaggio. Ma se si dovesse andare al ballottaggio, che scenari si aprono? Ma noi vinceremo al primo colpo. E chiudiamo qua, grazie Certamente, Sindaco. grazie a lei, molto gentile.